Comune d'Aragona, il sindaco Peppe Pendolino ha indetto una conferenza stampa per fare un po' il punto della situazione e le tante criticità, diciamo, che lui ha trovato, in particolare da un punto di vista del bilancio e un punto economico. Ecco, qual è la situazione, una situazione deficitaria di diversi milioni di euro, e come intendete andare avanti? La situazione economica e finanziaria del Comune è una situazione molto delicata. Non è una situazione di totale disastro, in quanto vero è che abbiamo debiti fornitori più debiti fuori bilancio che sono da cause che il Comune aveva pendente e che molti sono arrivate proprio in questi ultimi mesi all'ultimo grado di giudizio, quindi siamo soccombenti e dobbiamo pagare per circa 13 milioni di euro. Comunque abbiamo circa 7 milioni di euro di crediti per mancati introiti sui ruoli dal 2012 a oggi per quanto riguarda Tari, TOSAP, IMO e servizio idrico. Quindi dico, stiamo attivando un serrato lavoro affinché, voglio dire, oltre alla riscossione coattiva di questi crediti, vogliamo scovare una buona percentuale ancora che c'è di evasione fiscale, in maniera tale da poter ridurre il debito e nel contempo diminuire anche le tasse ai cittadini, perché i servizi vengono ormai coperti dai cittadini, quindi sono a totale carico dei cittadini, quale il servizio del rifiuto e il servizio idrico, e quindi più si allarga diciamo, la base imponibile, più si allarga quelli che pagano e meno è il costo del servizio. Per ripianare l'ulteriore debito ci siamo imposti un drastico, diciamo, taglio alle spese. In molti paventavano che voi, insomma, gettavate la spugna, come magari è successo a Porto Empedocle a Favara, chiedendo il dissesto. Ecco, possiamo dire ai cittadini che non c'è questa volontà da parte dell'amministrazione? Assolutamente no, noi non chiederemo il dissesto, perché il dissesto significa creare grande difficoltà ai cittadini. Non stiamo valutando di chiedere un riequilibrio di bilancio, quindi significa spalmare la situazione debitoria in 10 anni. Con un piano di rientro serio e coerente riteniamo di poter fare uscire dall'emergenza questi cittadini.